E buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo arrivati all'ultimo dell'anno quasi. Ieri si è giocato l'ultimo turno del girone di andata in Serie B, il Cosenza ha perso per 1-0 al Menti di Castellammare di Stabia, un gol segnato su calcio di rigore dall'attaccante Forte, poi vedremo gli highlights e sentiremo anche le dichiarazioni di Braglia. Ha vinto invece il Crotone per 3-0 contro il Trapani. C'è stato il primo gol di Messias in Serie B di testa molto bello, poi il raddoppio di Mazzotti e poi ha segnato Simi su calcio di rigore, chiudendo così di fatto la partita sul 3-0. Di questo e di altro parleremo oggi con i nostri ospiti. Io saluto Stella Battaglia che per un impegno, principalmente un impegno professionale, ma anche per via del maltempo non è potuta essere qui con noi, quindi la salutiamo, Stella Battaglia. Ringrazio Giuseppe Milicchio di Ionica Radio che ieri ci ha raccontato per l'ennesima volta questa partita del Cosenza, insieme a Pippo Gatto e a Massimo Mitidieri che salutiamo. Salutiamo il dirigente calcistico, ex allenatore di Lazio Regina e di tante altre squadre, Catania, che più ne ha più ne metta, Franco Gagliardi. Grazie Franco per aver accettato l'invito. Buonasera a tutti. E grazie al nostro compagno di viaggio d'avventura Aldo Cennamo. Dopo due giornate nel corso delle quali sei stato assente, ti vedo bello carico oggi, no? Perché figurati quanta roba avrai da dire, o no? Avremmo tante cose da dire. Tante cose da dire, benissimo. E allora, dopo aver salutato tutti gli amici, io direi di andare a vedere subito quello che è successo ieri nell'ultimo turno di campionato. Vi anticipo già che ieri sera si è giocato il posticipo alle 21 tra l'Empoli e il Livorno, la gara è terminata 1-1, c'è Muzzi che in questo momento è sulla graticola, così come l'allenatore della Cremonese Baroni, e seguiremo anche questa situazione nel corso dei prossimi giorni e nel corso delle puntate successive. Allora, ringrazio in regia, ecco che ci manda qui Luca Chito, ringrazio alla Camera il nostro amico Mario Scarpelle e Francesco Camposana alla messa in onda. Benevento Ascoli 4-0. A Cittadella la Virtus Entella ha vinto per 3-1, Crotone batte Trapani 3-0, Empoli Livorno 1-1, Juve Stabia Cosenza 1-0, a Perugia il Venezia ha battuto il Perugia di Oddo, anche lui in crisi, Mister Oddo per 1-0 con un gol di Montalto, Pescara e Chievo Verona 0-0, partita che si è giocata alle 12:30, Pisa Frosinone 0-0, Pordenone Cremonese 1-0, Spezia batte Salernitana 2-1. E allora andiamo a vedere subito la classifica generale di questo Pippo Inzaghi dei record. Ha superato la Juventus di metà degli anni 2000 di Deschamps, al comando con 46 punti il Benevento, a 34 il Pordenone, a 31 il Crotone al terzo posto, poi troviamo appaiati Virtus Entella e Cittadella con 29 punti, a 27 troviamo Frosinone, Ascoli e Perugia, a 26 Pescara, Salernitana e Chievo Verona, a 24 punti Spezia, Pisa e Juve Stabia che ha fatto un grosso balzo in avanti dopo aver battuto appunto il Cosenza, a 23 l'Empoli, a 22 il Venezia, a 21 punti la Cremonese e qui entriamo nella zona rossa perché se fosse finito ieri il campionato sarebbero retrocesse Livorno con 12 punti, Trapani con 15 e Cosenza con 20 punti, sarebbero andate ai play-out, invece Cremonese e Venezia. Allora Giuseppe Milicchio, partiamo da te, dopo andiamo a vedere subito gli highlights e torniamo in studio. Grazie Giuseppe, la tua disamina sulla partita che ha lasciato tutti con l'amaro in bocca perché si è parlato di un Cosenza rinunciatario. Per la verità, quando ho visto su DAZN 0 tiri in porta nell'arco di 90 minuti mi sono detto ma che partita è stata? L'abbiamo già detto ieri in collegamento diretto dallo stadio Menti di Castellammare di Stabia, ieri è stato un Cosenza che non ha osato. In questa settimana poteva cambiare il campionato del Cosenza. Abbiamo cominciato con un obiettivo, quello di arrivare almeno a 20 punti, perché dovevamo giocare 3 partite in 8 giorni e non era facile. Obiettivo quasi raggiunto perché poteva esserci la svolta quando abbiamo giocato a Pisa. Ecco la classifica. Abbiamo segnato 2 gol con Riviera, abbiamo mandato in gol Bro, abbiamo vinto quella partita, abbiamo avuto una grandissima risposta di pubblico allo stadio San Vito Marulla, si giocava alle 12:30, 8.000 paganti, quindi vuol dire che c'è una grandissima risposta da parte del pubblico e grandissima possibilità
possibilità per raggiungere la salvezza. Siamo invece capitati in una partita che ieri doveva portarci in grande tranquillità a giocarci la gara, invece non l'abbiamo usato, abbiamo avuto il braccino corto, siamo stati lì fermi per poter portare via un risultato di parità, non siamo stati neanche fortunati perché poi alla fine il punto l'avremmo anche meritato per quello che non si è visto in campo, perché onestamente di partita vera e propria non c'è stata. È capitato il calcio di rigore, forse anche discutibile perché Cissé aveva toccato la palla col braccio prima di poter andare alla conclusione, ma tutto questo non è servito perché siamo ritornati a casa con 0 punti e la classifica è impietosa. La classifica risponde, la vediamo in questo momento, su quelli che sono i valori espressi dalle squadre con le varie motivazioni durante il corso del campionato. La Benevento in testa fortissimo, non c'è nulla da dire, sta vincendo tutti i record e Pippo Inzaghi sta facendo veramente un gran lavoro, ma dietro c'ha una grande società e questo dobbiamo evidenziarlo. Poi abbiamo quello che è il Pordenone, che praticamente è lo Spezia dello scorso campionato, cioè una squadra sbarazzina che in casa vince, riesce a fare risultato, e poi via via quelle che sono le grandi deluse del campionato, perché troviamo delle squadre che non sai se sono carne o pesce, e parlo per esempio di Perugia e di Pescara, squadre che parlano tanto, presidenti che millantano un po', ma poi alla fine finiscono per ottenere poco in campionato, per non parlare della Salernitana. E in una classifica così corta vengono fuori quelli che sono i valori di inizio campionato dal punto di vista economico, fatta l'eccezione del Cittadella, che non può essere presa come una regola normale del campionato di Serie B, perché il Cittadella sicuramente spende meno di tante altre squadre, però ha una programmazione dietro. Tutte le altre squadre che hanno speso poco sono nella zona bassa della classifica, le squadre che hanno speso mediamente di più sono nella zona alta. E poi ci sono un paio di errori gestionali come quello della Cremonese, che magari ha programmato bene, o l'Empoli che può programmare bene però che non ha ottenuto risultato. Quindi diciamo il Cosenza che ieri non ha osato, che non ti aspetti, il Cosenza che non ti aspetti, che dovevo osare. No, il Cosenza che ti aspetti, perché fondamentalmente questo è il Cosenza di questa stagione. Mai era capitato che il Cosenza avesse vinto 2 partite di seguito, lo ha fatto in questa settimana, ha pagato dazio perché fare 3 risultati su 3 non era facile. Ok Giuseppe, allora io prima di andare di sentire mister Franco Gagliardi direi alla regia di andare a vedere gli highlights con le dichiarazioni di Piero Braglia, poi daremo spazio, pensiero e parola a Franco Gagliardi e ad Aldo Gennomo. Grazie dalla regia. Non è arrivata l'ultima gioia dell'anno per il Cosenza, un risultato positivo avrebbe chiuso in bellezza il mese di dicembre e un trittico di gare ravvicinate che ha portato 6 punti sui 9 disponibili. I lupi si sono fermati a pochi secondi dal traguardo in una gara da tripla che ha offerto tanta tensione e poche emozioni. Almenti, l'11 del tecnico Braglia, con 2 variazioni sul tema rispetto alla gara vinta con l'Empoli, non è riuscito ad andare fino in fondo, eppure l'impressione avuta da quanto si è visto sul sintetico dell'impianto di Castellammare è che i lupi abbiano qualcosa in più delle Vespe, un potenziale che però è rimasto parzialmente inespresso nei 90 minuti. Certo, la terza gara in pochi giorni avrà tolto un po' di brillantezza a Riviera e compagni, ma probabilmente è mancata quella determinazione che avrebbe potuto far sfruttare al meglio alcune ripartenze rimaste delle inutili incompiute. Dei primi 45 minuti non resta altro che il calcio di punizione di Forte, diretto all'angolino smanacciato dal reattivissimo Perina, e 2 scorribande dei rossoblù che con Baez e Dorazio hanno cercato senza successo di servire palle giocabili a Riviera, controllato a vista dai centrali giallo-blu. Nella ripresa il Cosenza ha prima accelerato, mettendo in serie difficoltà la difesa di casa alle prese con traversoni insidiosi anche in questo caso non capitalizzati, per poi pian piano abbassare il baricentro, permettendo alla Juve Stabia di attaccare con maggiore continuità, pur non creando grattacapi a Perina, nonostante la presenza in campo di 3 punte pesanti schierate da Caserta per tentare di vincere la gara.
fino al 90° e al corner ingenuamente concesso dal Cosenza, che ha permesso a Cissé di stoppare, forse con un braccio, e concludere a rete scagliando il pallone sul braccio di Capela. Rigore contestato ma trasformato da Forte per il gol del vantaggio. Nei minuti finali l'assedio disperato dei lupi e le occasioni per il Padi sfumate a pochi centimetri dalla porta. Finita male su una ingenuità nostra, palla a noi, si può rinviare e tutto. Daniele non so che voleva fare, succede, domenica però è successo a Dorazio, oggi succede a Daniele. Sciaudone rompe un po' le palle onestamente, perché pareggiavi sta partita, davi continuità alle 2 vittorie, ti tenevi fuori un po' da certe cose, però la squadra ha lottato, qui non è facile giocare, era la terza partita, ci mancava un po' di gente, però la squadra è viva, la squadra ha cambiato atteggiamento e è quello che ci deve interessare. Poi ora abbiamo 20 giorni per poter definire ancora meglio questa squadra e bisogna fare le cose per bene tutti e lavorare tranquillamente. Giuseppe, allora c'è tutte queste dichiarazioni, no, volevo dare prima la parola a Franco Gagliardi, però volevamo dire per informare i nostri telespettatori che hanno visto praticamente la battuta d'angolo, tocca prima la mano del signor Cissé, Karamoko Cissé, che era stato richiesto in estate dal Cosenza, poi l'affare non è andato a buon fine. Tra l'altro si è comportato male. E poi ha tirato e ha urtato a Capela sul braccio. A fine partita non è stato visto dalle telecamere, noi l'abbiamo raccontato velocemente in diretta, ha praticamente preso di peso Lazar in mezzo al campo in una rissa di fine partita, quindi non è stato neanche elegante. No, non è stato nemmeno elegante. Allora, Franco Gagliardi, hai visto gli highlights, hai sentito quello che ha detto Braglia, ecco qua. Luca Chito ci fa rivedere il fermo immagine, ecco qua. Ecco la palla che schizza sul braccio di Cissé, perché poi le cose bisogna dirle tutte, che tira col sinistro, si aggiusta la palla e va sul braccio, finisce sul braccio di Capela. Lì l'arbitro Aureliano, da quello che sono riuscito io a capire dalle immagini, non aveva assegnato il calcio di rigore, quasi certamente sarà stato il guardalinee praticamente a richiamare. Certamente, perché Aureliano va via dicendo che l'azione praticamente poteva continuare e poi dopo 10 secondi circa il guardialinee che vedete inquadrato in fondo decide di chiamare con l'auricolare Aureliano. Ecco, perché Aureliano sta andando via, vedi? Sì, e lui ritorna. Dopo qualche secondo ritorna sui suoi passi e indica il dischetto del rigore, vediamo a Dai che insomma alza le mani per dire finalmente possiamo sbloccarla, e così è stato. Franco Gagliardi, a te la parola. Da quello che vedo in effetti penso che Aureliano, l'arbitro, non ha visto né il fallo precedente del giocatore di Cissé e nemmeno probabilmente l'altro mani che c'è stato, mi pare. Vabbè, quello è evidente, quello di Capela. E ha avuto la segnalazione dal segnalino, perciò secondo me l'arbitro ha fatto tutto quello che non ha visto, che gli hanno indicato gli altri. Cioè, che poi nei referti dici io ho visto quello che ho visto, non ha visto niente. Pure quello che non ha visto niente, esatto. Cioè, doveva fischiare prima il fallo di Cissé di mano e poi probabilmente doveva segnare le responsabilità, perché poi a fine partita ha parlato con Braglia e a Braglia che gli rimarcava questo errore commesso ha risposto: io faccio quello che vedo. Quindi quello che così scrivono nei referti, ti posso garantire che chi ha studiato un po' a Coverciano mettono questi gli arbitri. Allora, Franco Gagliardi, non deve essere una scusa, questo abbiamo fatto vedere le immagini per dovere di informazione, però l'aspetto rinunciatario che il Cosenza non ha usato, come giustamente ha detto Giuseppe Mili, resta per tutti i 90 minuti. Anche alcune sostituzioni non è che siano state granché anche ieri. Per finire su quello che era il discorso degli arbitri, diciamo che in campo vanno 3 più l'altro, perciò sono in 4 a decidere insieme. Ciò vuol dire che il frutto è quello che è stato, quello che è avvenuto per merito dell'arbitro e dobbiamo accettarlo. Per quanto riguarda invece il resto, dico, io non sono allenatore in campo e non sono direttamente interessato, ma dico
pensavo che la partita io l'ho vista per televisione, pensavo che la partita finisse in pareggio, no? Probabilmente ci si è lasciati, io non dico che non si è osato, queste sono partite, anche perché il Cosenza, non dobbiamo dimenticarlo, veniva da 2 risultati precedenti positivi, no? 2 vittorie. No, 2 vittorie mai avvenuto in questo campionato, un pareggio ci stava benissimo. Probabilmente è mentalmente che hanno trovato questa, prima che la partita finisse, questa tranquillità dello 0-0. Un po' da parte di tutti, da parte dell'allenatore che deve gestire in campo i giocatori. La dichiarazione di Braglia su Sciaudone quando l'ha remesso la palla in fallo laterale. Allora, tu siccome hai allenato tante squadre, l'avresti fatta quella Io no, Braglia Braglia è uno sgamato. Ha voluto per certi versi sottolineare, ma penso a incitare a non commettere più errori. Magari poteva risparmiarsi di indicare in Sciaudone l'altro che precedente come capro espiatorio, ma comunque gli vuole bene, perché un conto è dire Sciaudone ha sbagliato, un conto è dire Daniele. Daniele è un rapporto di diciamo fiduciario, amichevole, ma io ritengo che Braglia ha con lo spogliatoio un rapporto eccezionale, anche perché non si è mai parlato a Cosenza da parte dei giocatori, degli addetti ai lavori, contro Di Braglia, assolutamente. Ritengo che il termine affettuoso che lui usa è da toscanaccio, però sai, io spesso e volentieri quando succedono determinate partite che si perdono anche all'ultimo, si può avere anche un po' i nervi, l'adrenalina a mille. In maniera amichevole ha voluto indirizzare la responsabilità più a determinati giocatori che non a tutti. Vi dico la mia, io poche volte la dico, se non sul Corriere dello Sport, vi dico la mia. A me la partita non è piaciuta, quella del Cosenza, non è piaciuta nemmeno a Juve Stabia. Per me, voglio dire, sia Juve Stabia, il Cosenza dal punto di vista della qualità della tecnica qualcosa in più, ecco perché dico avrebbe potuto usare nei primi 45 minuti, probabilmente col senno del poi avrebbe ottenuto qualcosina in più. Ma io dico ancora che ho visto la partita, non spesso vedo le partite e le giudico guardandole in televisione, però il Cosenza non meritava di perdere, devo dire. Non è che ci sia stata una Juve Stabia che ha schiacciato il Cosenza. No, assolutamente. Il Cosenza per me è superiore alla Juve Stabia. Pure per me. Per quanto riguarda quelli che stanno sempre dietro al Cosenza, io non lo posso fare per motivi proprio professionali, no, io ritengo che il Cosenza forse doveva andare lì con un altro piglio. Benissimo. Non pensare che aveva già raggiunto 2 risultati positivissimi nelle precedenti 2 partite e doveva giocare, tanto che gliene fregava, ritengo. E questo forse non lo ha fatto, ma non lo ha fatto perché il pari sta bene a tutti. Sentiamo Aldo Cennamo. Allora Aldo. Io mi riferisco soprattutto alle ultime affermazioni di mister Gagliardi, cioè il piglio della partita secondo me non è stato giusto, non era quello giusto. Dopo 2 vittorie giocate in un certo modo, anche quella con l'Empoli, diciamo giocata meritata ma fortunosa, poi perché alla fine il gol non è stato assegnato, il gol valido all'Empoli, ma ci può stare. Ma io credo che questa squadra, una squadra quando si deve salvare non può andare a giocare in una partita in quella maniera, ci vuole sempre la stessa determinazione, la stessa grinta, la stessa forza, la stessa cattiveria che ieri onestamente non ho visto in parecchi giocatori, e questo la dice lunga su questa squadra che si alterna alti e bassi, fa 2 partite fatte bene, poi la terza che era decisiva per avere quello scatto, come diceva Milicchio, di potersi portare in una situazione leggermente più tranquilla, ha consentito invece ad un avversario diretta che era nei bassi fondi della classifica a portarsi a 24 punti rispetto a noi che siamo rimasti a 20 punti. Cioè queste partite qui sono così delicate che ti consentono di essere tu che sei nei bassi fondi con l'altra, o ti rilanci tu o si rilancia. Il Cosenza ha rilanciato la Juve Stabia, e questo è un errore che una squadra come il Cosenza, un mister come Braglia non si può consentire, non si può permettere. Io ho sentito la radiocronaca di Milicco, perché io abbasso il volume del televisore e mi sento lui, e lui ha fatto, quando lui dice che il Cosenza in effetti è stata è svogliata, è una squadra che ha giocato in un certo modo, ho visto anche alcuni atteggiamenti di giocatori, cioè certi giochetti, quando si è
in una situazione di classifica, il pallone tra i piedi non ti deve far tremare, il pallone deve essere decisivo, determinato. Sciaudone ieri ha fatto una sciocchezza inaudita, lo dico, non me ne voglio, per me Sciaudone è un grande giocatore, ma ieri ha fatto una sciocchezza, non ho capito se è per stanchezza, perché gli è venuta meno la lucidità, perché poi io non ho visto un grande Sciaudone, oppure non ho capito perché quella palla o la mandi in fallo laterale oppure la mandi in tribuna. Aldo, ma non era solo Sciaudone che doveva riposare, siccome non c'era Bruccini. Poi Franco, allora... chiudo e dico, ieri l'unica cosa, l'ho scritto su un post, che mi è piaciuto, ho dato 10 ai tifosi. Benissimo. Quando non si fa un tiro in porta, caro Franco, le partite non si possono vincere. Grazie. E allora bisogna cambiare passo, soprattutto adesso riposiamoci, andiamo a fare il suo calcio, prendiamo giocatori importanti, Franco, poi ne parliamo. Come no. Ecco, altrimenti è difficile da salvarsi. Ecco qua il calcio di rigore, possiamo ritornare in studio, grazie. Allora diceva Aldo Cennamo, qui è il gol mancato da Idda con qualche secondo di ritardo, è arrivato sulla palla. Diceva Aldo che in effetti 800 tifosi del Cosenza, Giuseppe, sono un patrimonio importante. Tu hai il polso della situazione anche ieri, hai sentito questi 800 tifosi, non è da tutti, insomma, tutte le altre tifoserie. È un valore aggiunto. È un valore aggiunto. È un valore aggiunto. Allora una volta io ricordo... Grande tifoseria quella del Cosenza. Io ricordo quando Guarascio ha assunto la responsabilità di essere il presidente del Cosenza, faceva una considerazione storica e lui si era fatto uno screening su quelle che erano le presenze degli spettatori al San Vito Marulla e diceva: io non posso contare su quello che è l'apporto della tifoseria, perché onestamente nello storico del Cosenza negli ultimi 10-15 anni non c'erano più di 2000 presenze di media allo Stadio San Vito, con incassi che erano veramente esigui. Oggi la storia è cambiata, la Serie B ha riportato grande entusiasmo, grande correttezza, grande partecipazione e anche il botteghino ti dà un qualcosa in più. L'ultima 8.000 spettatori, 83.000 euro alle in cassa. alle 12:30 del 26 dicembre, quindi questo ti fa capire che cosa sia in questo momento il valore aggiunto per questa squadra. 800 biglietti polverizzati in meno di 2 ore per la trasferta di Castellammare ti dà ancora un altro valore aggiunto. La correttezza di questi sostenitori è ancora un altro valore aggiunto e allora su questo bisogna lavorare e a questi tifosi bisogna dare delle risposte. Aldo. Però guarda, io una cosa Aldo, però guarda la telecamera per favore, non ti rivolgere a Giuseppe, guardate la telecamera. Io non mi voglio, non voglio lesinare tutto quello che c'è però una cosa bisogna dirla: io se fossi il patrono del Cosenza con un potenziale economico non indifferente, perché Guarascio è una persona che io non avrei lesinato situazioni perché 15.000 spettatori, come tu dicevi, fanno gol a tutti. Se una squadra, una società ha potenzialmente 15.000 spettatori, ha il dovere, un manager, un imprenditore come Guarasci o come chiunque altro, di dare una società, di dare giocatori importanti per poter fare un campionato diverso, perché tu non puoi pensare che 15.000 persone vengono sempre al campo, ci vanno quando la squadra ha un obiettivo. Qui non abbiamo avuto, qui l'unico obiettivo che abbiamo avuto, e l'abbiamo detto tutti, e tu compreso perché tu sei un attento osservatore, che il Cosenza purtroppo è andato in ritiro con 11 giocatori. Questo significa che ancora oggi paghiamo questo prezzo, perché questa alternanza di risultati, questa condizione fisica del giocatore è dovuta anche a quello che c'è stato nel mese di luglio e agosto. E allora io, se ho 15.000 spettatori, signori miei, 15.000 spettatori, a me imprenditore farebbero gola, ad altri non lo so. Benissimo, prego. Questo perché io mi ricollego, ma a me non è che tanto mi dispiace che il Cosenza non si stia tanto da fare per quanto riguarda l'allestimento nel prossimo mercato o meno. A me, sa cosa perché io sono un presilano, nella Presila sono arrivate nelle ultime domeniche gente che non ha potuto vedere la partita perché è rimasta fuori dallo stadio e c'era una fila enorme. Vuol dire che il Cosenza attualmente a gestire la cosa Cosenza, che è così positiva, non è molto attento, e allora bisogna stare attenti sia dal punto di vista tecnico che sia dal punto di vista diverso. Hai detto due cose importantissime, Franco, un passaggio importantissimo, bisogna stare attenti. Giuseppe, dobbiamo andare in pubblicità, poi voglio approfondire questo passaggio di Franco Gagliardi e entriamo nel calciomercato. Telefonata con Gabbiale Martino, perché nessuno meglio di lui, voglio dire uno del Gotha del calcio nazionale, ci può dire qualcosina sia sul Cosenza che sul Crotone. Pubblicità, grazie.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di replay per il 30 dicembre 2019. Allora mi dicono che abbiamo già la telefonata con il direttore Gabriele Martino. Vediamo se c'è al telefono. Pronto, direttore? Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Grazie per essere intervenuto e grazie come al solito per la disponibilità. Io qui ho Giuseppe Milicchio di Ionica Radio che racconta le partite sia in casa che in trasferta del Cosenza, Franco Gagliardi che insomma conosci benissimo. Come no? E il nostro compagno di viaggi e d'avventura, il nostro opinionista Aldo Genno. Ma allora, direttore, noi stavamo mettendo a fuoco... Parterre di grande qualità. Grazie. E allora, direttore, tu che conosci benissimo il calcio, come inquadri questa sconfitta di ieri del Cosenza a Castellammare? Perché poi i social si sono scatenati, chi più ne ha più ne metta, la colpa è di Braglia, dice Audone, questo e quell'altro, 4-5 se ne devono andare, Braglia è in confusione, il presidente deve andare sul mercato, io faccio un po', ti riassumo quello che è uscito fuori dai social, il presidente deve mettere mano al portafogli perché bisogna cambiare 4-5 elementi, in effetti poi ne parleremo di calciomercato, va fatto più di un qualcosa. A te la parola, direttore, grazie. Allora, chi come me ha visto la partita, io l'ho vista in televisione, sì. Molti sostenitori, tantissimi sostenitori cosentini l'hanno visto dal vivo, un plauso a chi si è sobbarcato la trasferta pur sotto vacanze natalizie, circa più di 800 persone hanno assistito non solo ad una sconfitta del Cosenza, ma diciamocelo pure ad una brutta prestazione. Il Cosenza e la Juve Stabia avevano dimostrato per gran parte del girone di andata di giocare meglio rispetto a quanto non hanno fatto tutte e due le squadre nella giornata di ieri. Una brutta sconfitta che perdere ci può anche stare in uno scontro diretto, perdere senza mai, tra virgolette, rischiare di poter vincere la partita forse è stato troppo, cioè dire a mio avviso la squadra di Braglia poteva osare un qualcosina in più, anche se poi fino a pochi minuti dalla fine la partita sembrava non si schiodasse dallo 0-0. Ma al di là del possibile punto che il Cosenza poteva portare, resta la brutta prestazione e quindi lo zero in classifica. Un fine 2019 che purtroppo vede il Cosenza al terzultimo posto in classifica. Facciamo i dovuti scongiuri, se il campionato finisse fosse finito ieri, ma il Cosenza sarebbe in Serie C, ma per fortuna c'è tutto un girone di ritorno dove potersi rifare secondo me a partire anche dal mese di gennaio, quando diciamo l'inizio non è sicuramente dei più facili, l'inizio del girone di ritorno, però c'è la possibilità e sono convinto che il Presidente in testa e poi i suoi collaboratori sapranno fare buon uso del periodo del mercato di gennaio per porre riparo laddove ritengono di dover intervenire, perché se dopo 19 partite sei terzultimo in classifica è evidente che qualche problema anche sul piano dell'organico c'è. Ok direttore, sentiamo Giuseppe Milicchio, una domanda per il direttore Martino. Direttore, buon pomeriggio, sul calciomercato. Pronto? Forse non si sente, Giuseppe si è staccato. Giuseppe non l'ho sentita. Sì, un attimo direttore, un attimo perché si è staccato il microfono, eccolo qua, Giuseppe lo sta rimettendo a posto. Mettiamo subito a posto. Sente adesso direttore? Adesso bene, sì. Ok. Allora, si fa calciomercato, come si fa in questo momento il calciomercato in assenza di liquidità, di soldi, perché le squadre praticamente in questo momento non hanno grosse potenzialità? Allora,
si può fare uno scambio, tu conosci l'organico del Cosenza, cosa si può scambiare? Si può andare sul mercato estero, però probabilmente è rischioso in questo momento, perché prendere dei giocatori che arrivano dall'altro campionato e metterli a metà stagione è altamente improbabile e rischioso al tempo stesso, oppure andare su calciatori che sono stati attenzionati durante il corso del mercato estivo, che non potevano essere presi in quel momento e che magari adesso potrebbero avere minore pretese. Che calciomercato ti aspetti? Ma intanto sono convinto che l'organizzazione sportiva del Cosenza sa già, e non da oggi o dopo la sconfitta di ieri, sa già dove intervenire per poter migliorare l'organico. A gennaio generalmente non sono tantissime le squadre che mettono mano al portafoglio per cercare di migliorare la propria squadra, e poi non sempre chi più spende meglio fa. Io, come ha puntualizzato, ricorrere al calcio straniero, al calcio fuori Italia in gennaio è sempre un rischio. Penso che al di là dei possibili scambi tra società di B, penso che il direttore Trinchera ha tali e tante conoscenze, non solo dal punto di vista squisitamente tecnico, ma delle relazioni e dei rapporti societari, che sicuramente riuscirà a trovare i giocatori che fanno al caso della Cosenza. Bisogna confidare in questo, e bisogna soprattutto tenere a mente anche da parte della tifoseria che mantenere la categoria è troppo importante. Ci sarà da soffrire ed anche parecchio, però nella difficoltà bisogna stringersi attorno alla società, attorno all'allenatore ed attorno ai giocatori. L'esperienza mi ha sempre insegnato che dopo una promozione il secondo anno della nuova categoria è sempre il più difficile, e questo è il secondo anno consecutivo del Cosenza in Serie B. Ecco perché non sarà assolutamente facile, proprio per questo bisogna da un lato migliorare la squadra e dall'altro stringersi tutti assieme, perché per Cosenza è troppo importante riuscire a mantenere la Serie B. È un patrimonio che non bisogna disperdere assolutamente. Grazie direttore. Grazie al direttore. Due paroline su questo terzo posto del Crotone, dobbiamo dirlo, perché siamo molto seguiti anche a Crotone provincia, direttore. Io ricordo i nostri precedenti incontri telefonici, sì. Quando si parlava anche del Crotone. Noi abbiamo sempre detto che l'organico del Crotone è un organico di qualità, è stata allestita una squadra che può ambire sicuramente al salto di categoria, e che con il passare del tempo si incominciava anche ad intravedere buone trame di gioco, cioè la squadra di Stroppa, oltre ai risultati, riesce anche ad abbinare il bel gioco. Anche là sarà una lotta difficile e una battaglia difficile da vincere per il secondo posto, atteso che, me ne potete essere buoni testimoni, già da tempo avevamo detto che il primo posto era già appannaggio del Benevento, infatti. Però per il secondo posto secondo me il Crotone c'è proprio, può lottare per tranquillamente. Grazie direttore, grazie per essere intervenuto con noi, buona fine e buon inizio, e auguri. Auguri, grazie ancora della disponibilità. Buon 2020 a tutti voi. Ciao. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora Giuseppe, mi pare che Martino sia stato abbastanza chiaro, insomma. Detto, sì, la domanda era provocatoria e ho voluto semplicemente conferma di quello che chiedevo, perché indubbiamente andare su un mercato estero in questo momento è particolarmente rischioso. Ecco perché io volevo introdurre in questo momento il calciomercato, perché molti ci stanno scrivendo, vogliono sapere cosa bolle in pentola. Quindi
Partiamo da quello che ha detto Gabriele Martino, proprio con riferimento al calciomercato del Cosenza. Allora, come funzionerà questo calciomercato? Atteso il fatto che Martino, il direttore, ha ragione, perché ritengo che l'entourage del Cosenza Calcio abbia già le idee abbastanza chiare, guai se non fosse così, su quello che sarà il futuro del calciomercato, quindi non ci vorrà tanto. Però bisogna coniugare, come al solito, quelle che sono le uscite e quelle che saranno le entrate, quindi prima un mercato velocemente in uscita, si parla già di Leandro Greco che finisce a Catanzaro, ci potrebbe essere anche qualche altra partenza, poi c'è da valutare quelle che sono le esigenze dei procuratori e dei loro assistiti, perché c'è magari qualcuno che vorrebbe giocare di più e potrebbe cambiare aria, e poi si passerà velocemente alla fase del calciomercato attivo. Spero che entro giorno 6, quando si andrà poi a riprendere gli allenamenti, ci possano essere almeno 2 giocatori in forza al Cosenza. I ruoli o quant'altro sono da definire dalla gestione tecnica. Poi bisogna vedere chi farà il calciomercato, se sarà in prima persona il direttore sportivo Trinchera, se verrà affiancato da Luca Petrone. Sì, verrà affiancato perché lo ha detto il Presidente qui al nostro direttore in un'intervista esclusiva. In che modo viene affiancato? Dice in condivisione, ha detto Guarasci, condivisione tra Trinchera e la collaborazione di Luca Petrone. Allora, ascoltami Franco, la condivisione può essere dal punto di vista tecnico-gestionale, oppure una condivisione dal punto di vista strettamente tecnico, perché strettamente tecnico vuol dire avere un doppione, cioè avere 2 persone che ragionano dal punto di vista tecnico, al quale bisogna aggiungere anche poi quella che è la gestione economica strettamente legata al Presidente e quella tecnica dell'allenatore. Allora, ritengo che a questo punto Braglia, che ha parlato un po' di maquillage da fare a questa squadra, perché inizialmente si era parlato quasi di una rivoluzione. Io sono sempre contrario alle rivoluzioni, ma al potenziamento di una squadra, quindi penso che si parli di potenziamento e non di rivoluzione, perché il Cosenza poi fondamentalmente 20 punti in classifica li ha fatti e sta bene, è in linea con quello che era il progetto iniziale, che prevede un girone di ritorno con i dovuti aggiustamenti migliore rispetto a quello del girone d'andata. Devi fare 24-25 punti. Anche 26, perché quest'anno giochiamo a 20 squadre, quindi ci sono 2 partite in più e ci sono 6 punti di differenza in più. E poi c'è da dire che a questo punto Braglia dovrà dare lui le indicazioni su quello che dovrà essere il potenziamento della squadra. Poi dal punto di vista delle scelte e dell'operatività sul mercato toccherà a Trinchera, dal punto di vista economico al Presidente Guarascio, che dovrà far capire quello che sarà la disponibilità eventualmente di mettere soldi sul mercato, però le decisioni dopo 19 partite di campionato spettano a Braglia. Braglia non può stare lì a dire le decisioni le farà la società. Braglia dovrà dire, alla luce di 19 partite, dovrà relazionarsi col suo direttore sportivo, con la società, e dire: mi serve un difensore, un portiere, un attaccante, un tredicesimo, e a lui che tocca questo. Poi la società dovrà fare le altre scelte, ma queste sono cose di normale amministrazione. Elementare. Raga, allora, Franco Gagliardi, mi avete un po' incasinato, mi avete imbrogliato con tutto questo parlare. Franco, ma tu i ritmi di questa trasmissione Franco, o li mantieni i ritmi di questa, o fai la fine del Cosenza di ieri a Castellammare. Ho fatto gli auguri al i ritmi direttore. li mantieni. Allora, io dico, se c'era il direttore Martino qua, no? Sì. Il rapporto principale che poteva volere Martino sicuramente era fra Martino e la società attualmente è il signor Guarasci, perché mi pare che si sta parlando di mercato che deve essere fatto con la compiacenza di uno. Petrone, l'ha detto il Presidente, Petrone Trinchera. Martino, direttore sportivo di una regina in Serie A per 20 anni, sì, no, si rapportava con il Presidente e con l'allenatore in maniera particolare. Intrusioni da destra o da sinistra non le vedeva di buon occhio, a meno che non erano dichiaratamente tassative e volute dalla società. Io ritengo che la società si deve esporre, perché qua mi pare che tutti quanti vogliamo andare al mercato, però io dico, prendo il posto del povero Braglia, dico, Braglia con Martino sicuramente avrebbe avuto un interlocutore. Spero che queste ma ce l'ha con Trinchera l'interlocutore, ma anche con Luca Petrone. Il signor Petrone
Petroni chi è? Scusa, è interlocutore con Braglia e con Trinchera oppure... È il direttore generale Petroni. Allora, vi dico una cosa, non voglio assolutamente criticare quello che sta facendo perché sono convinto che fra di loro non è chiara la loro strategia e chi la dovrà portare avanti, almeno da quello che mi state facendo sentire, no? Però deve essere chiara per tutti, ritengo. Ci deve essere una società importante che indica in Tizio e Caio che devono fare l'allenatore e il direttore sportivo. Se ci sono figure nuove, devono eventualmente mettersi in contatto con il presidente e di conseguenza con l'allenatore per stabilire proprio quali sono i punti che devono essere toccati. Per farsi, cioè, non mandiamo al mercato e siamo confusi se l'indirizzo deve venire da uno, il signor Petroni, o poi se no lo stesso collaborazione per la Guaraccia. Ma quale collaborazione? La collaborazione si fa in maniera segreta. Bisogna sulle carte mettere per iscritto quali sono i punti che devono essere rinforzati. Il Cosenza deve essere rinforzato forte, soprattutto non si può prescindere da Braglia, e se Braglia eventualmente in questo momento è un po' così e dovrà dire lui io sono un po' così e mi rifaccio a quello che indica la società. Sei stato chiarissimo, sei stato se non mi imbrogliate a me, io sono un tifoso normale. Benissimo, tifoso, come dire, è una diminuzione per te, voglio dire, tu che sei stato in Serie A pure sulla panchina importante. Allora è imbrogliato pure allora, però dove avere? Io adesso... Aldo, tu hai sentito quello che ha detto Giuseppe Milicchi, hai sentito Martina e hai sentito Franco Gagliardi. Ma io non posso che essere d'accordo, perché io faccio un altro discorso, io dico un'altra cosa. Tu hai sentito l'intervista del Presidente con il nostro direttore? L'ho seguita benissimo. Ok, e allora che Franco, ti dico di più, io personalmente ho sollecitato il patrono del Cosenza ad andare in televisione e parlare, finalmente ha parlato, e ha parlato col direttore che l'ho visto che l'ha spronato, è stata una bellissima intervista. Quindi io sono d'accordo, io ero tra quelli che lo spronava ad andare a parlare con i tifosi. Adesso che ha parlato con i tifosi deve essere conseguenziale a quello che ha detto, perché altrimenti è facile venire qui a parlare tutto, però poi dobbiamo concludere. Qui Franco Gagliardi ha posto un problema serio di chi deve avere, perché qui c'è una società forte per poterti salvare. La società forte la fa se si è d'accordo tra di loro, ma se non si è d'accordo c'è un direttore generale, non sappiamo chi è, perché non è stato presentato alla stampa. Il povero Trinchera deve capire quel budget quando è per poter operare. Braglia che ha tutto l'interesse a dire che voglio i giocatori perché mi devo salvare. Tutto questo poi deve essere supportato da chi? Dal Presidente, che deve non solo togliere i soldi, ma dire a Trinchera vai e compri i giocatori, che Braglia ti dice, perché è Braglia che deve dire, perché poi Braglia non può dire ma io questo giocatore non l'avevo chiesto, no, aspetta un attimo. Adesso cominciamo a fare cose e dire, aspetta un poco perché adesso qua ci sono responsabilità, tu te le devi prendere, devi dire chi sono i giocatori per poterti salvare, anche perché Franco, abbiamo Crotone in casa, bravo, Salernitana e Pescara fuori casa, Benevento in casa, abbiamo 4 partite che ci fanno tremare i polsi e in questi 4 partiti devi trovare la salvezza, altrimenti non ti salvi più. Aldo, hai detto una cosa importante, scusami se prego, hai detto mister. Una cosa forte, ma stiamo scherzando qui. Apparentemente è un po' così istrionesca, però istrionica. L'hai detto una cosa importante, il Cosenza non deve perdere la B. Attualmente il Cosenza ha avuto dei risultati negativi anche dopo 2 vittorie eccezionali, cioè che sono la vittoria del Venezia e la stessa dello Stabia, che hanno purtroppo ridisegnato una nuova classifica, e questi punti valgono doppio, del Venezia che vince a Perugia. Poi ci sono movimenti particolari e le società devono essere ben individuate in quelli che devono lavorare affinché questi movimenti non vengono sottaciuti, anzi devono essere sottolineati e magari essere pronti attraverso. Poi un'altra cosa, quando una squadra è sotto, ma ditemi voi, a cosa si pensa? A vendere per fare i soldi e poi andare al mercato, oppure andare al mercato e se capita si deve vendere? Allora, bisogna andare sul mercato a prescindere se fai cassa o non cassa. Quale cassa può fare una squadra che si trova bassa? Ma chi ti viene a dare soldi a te? Ti fanno morire, Oggi le ultime 3 in classifica stanno per morire, le fanno morire perché pure loro hanno interesse a salvarsi, e se tu vai lì solamente per fare cassa e poi comprare, non compri niente, un amato quello che abbiamo detto. Ma c'è un altro mi pare che abbia fatto delle ultime 3, caro Giuseppe, mi pare che Gagliardi abbia focalizzato l'attenzione. 30 secondi, aggiungo, caro Franco,
e i giocatori importanti con questa classifica vengono a Cosenza, punti interrogativi. Se vengono poi la mamma moneta, a prescindere se ha il Cosenza o meno. Io sono convinto che il Cosenza è una delle migliori squadre che stanno nella seconda parte, nella parte a destra della classifica, però in questo momento è una di quelle squadre. Io lo so che la Serie B l'ho conosciuta ma profondamente. Il Cosenza è indicato come una delle possibili squadre che deve retrocedere. Ragà, vi dice Franco Gagliardi, il Cosenza è indicato da tutti gli addetti che non sono cambiati e molti sono maneggiatori, è indicato come una squadra che deve retrocedere. State attenti. Ecco qua. È arrivato il momento di Gagliardi. Giuseppe Milicchio, mi pare che insomma Franco abbia messo poi il dito sulla piaga, alla luce di tutto. È l'esperienza, Franco, è l'esperienza. Ma lo so che gli addetti siamo capitati, e c'era un signor Martino che guidava il tutto, e non si sono fatti pigliare per fissa Martino e Foti, però anche loro hanno dovuto retrocedere e poi siamo saliti di nuovo. Ha capito o no? Alla luce di tutto questo, i giochi del calcio. Questi sono i giochi del calcio. In questi giochi noi dobbiamo purtroppo conviverci, però dobbiamo darci delle regole e dobbiamo remare tutti quanti insieme per ottenere il risultato. Come si fa? Ci vogliono delle situazioni di linearità, di tranquillità, quindi parlare in modo trasparente e chiaro, perché io ritengo che il pensiero e le decisioni la società le abbia già assunte, sa quello che deve fare. Probabilmente manca questa trasposizione nei confronti della tifoseria che non bisogna disperdere. Se si danno dei messaggi chiari, non 8.000 ma 10, 12.000 saranno allo stadio, 15.000 nella partita con il Crotone, quello sarà quel nostro creare il fortino del Marulla che ci potrà dare i punti che ci porteranno alla salvezza. Braglia molto spesso, il tecnico del Cosenza, è rimasto solo. Guardiamo un attimo la storia di questo passaggio dalla C alla B, dalla permanenza. Braglia è sempre stato messo in discussione non tanto dalla piazza ma probabilmente proprio dall'entourage del Cosenza Calcio, perché non dimentichiamo quando Braglia dopo la sconfitta con il Rende era pronto ad essere esonerato, quando il figliolo fu tolto dalla squadra e poi il Cosenza vinse in quelle di Lentini, quando nella partita di Carpi lo scorso anno si era lì, non lo si diceva apertamente, però Braglia era pronto per poter passare la mano, poi invece il Cosenza ha vinto a Crotone e si è ripartito. Quest'anno dobbiamo essere onesti con noi stessi, Braglia ha accettato quello che è stato il calciomercato soft, lungo del Cosenza, si è lamentato sempre sotto traccia, ma è sempre stato lui a metterci la faccia nelle conferenze stampa, nel pre e nel post partita. Quando c'erano gli errori arbitrali è sempre stato Braglia ad evidenziare a noi della carta stampata, ai giornalisti e al pubblico che qualcosa non andava bene. Non ci sono state mai delle prese di posizione di una società. Ma la gente mi dirà, ma la società del Cosenza non esiste, abbiamo una proprietà, abbiamo semplicemente il presidente Guarascio che fa quello che può. A questo punto è arrivato un direttore generale. Lo vogliamo presentare, Presidente, questo direttore generale, non per Giuseppe Milicchio, per Franco Segreto, per Cennamo e gli altri. Noi facciamo semplicemente da tramite, perché il mestiere del giornalista non è altro che portare a conoscenza di quelli che sono i fruitori, quindi i clienti del calcio, della politica, di quelle che sono le notizie, raccontare i fatti. Lo vogliamo conoscere noi questo direttore generale, questo Petrone, per capire se sarà una persona che vuole fare calcio e come può incidere in questa società. Allora, mettiamo tutto quanto insieme, facciamo il gruppo granitico e sono sicuro che il Cosenza si salva, ma si salva tranquillamente perché ha delle grosse potenzialità, ha due valori aggiunti che sono Riviera e Lazar, giocatori che con la Serie B non hanno nulla a che fare. Poi ha anche qualche giocatore che probabilmente non è da Serie B e questo toccherà poi ai tecnici stabilire se dovranno cambiare aria. E poi dovremo stabilire chi farà il calciomercato, come lo farà e se Braglia avrà i pieni poteri
di dover andare avanti. Non dobbiamo stabilire, scusami, non dobbiamo già saperlo. Dobbiamo andare in pubblicità, adesso abbiamo i giorni giusti per stoppare. Io non lo so, Aldo, scusami, Aldo, vi devo stoppare perché Giuseppe ha fatto un discorso molto interessante, poi andremo a vedere il Crotone, poi approfondiremo questo discorso nel finale, però mi fanno segno dalla regia che dobbiamo andare in pubblicità perché ricevo 1000 messaggi, però non posso leggerli, per carità, perché è troppo oggi una situazione molto delicata e quindi preferisco il dibattito con i colleghi in studio. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ok, allora terza ed ultima parte, io a questo punto andrei a vedere quello che ha realizzato la collega Anna Franchino sulla vittoria del Crotone contro il Trapani per 3-0, sentiremo Stroppo e poi ritorneremo perché molti ci chiedono appunto di approfondire il discorso che ha aperto Giuseppe e poi Franco Gagliardi insieme ad Aldo Cerno. Andiamo intanto a vedere questa vittoria del Crotone per 3-0 sul Trapani, grazie alla regia. Un assedio costante quello del Crotone, che ha inseguito la vittoria dal primo all'ultimo istante, costringendo il Trapani a difendersi strenuamente. Per i siciliani l'impresa è riuscita a metà, visto che hanno chiuso il primo tempo sullo 0-0 grazie allo spirito di sacrificio, le parate di Carnesecchi e un pizzico di fortuna sul palo colpito da Mustacchio. Nella ripresa è servito il primo gol di Junior Messias per sbloccare la gara, colpo di testa del brasiliano su assist di Molina. Il raddoppio l'ha firmato Mazzotta spedendo in rete di testa il cross di Mustacchio. L'intervento falloso di Pagliarulo su Molina ha dato l'occasione a Simi di tornare al gol per il 3-0 definitivo. Per il Crotone la crisi è alle spalle e dal terzo posto tutto sembra più positivo. Devo dire che è stata fatta una partita importante senza praticamente soffrire mai e quindi bisogna fare complimenti ai ragazzi per come l'hanno interpretata, non perdendo mai la testa, anche ricercando il gioco, ricercando il gol con pazienza. Peccato averla chiusa soltanto così, ci sono stati degli episodi dove sicuramente potevamo fare meglio, però che dire, era importante vincere, abbiamo vinto, quindi sono 3 punti che sicuramente, anche se avessimo vinto con un gol di scarto, sarebbero stati comunque determinanti e importanti. Averla vinta così dà morale, dà autostima, dà consapevolezza, quindi molto bene. Ok, allora abbiamo sentito Giovannino Stroppo, Franco Gagliardi. Con questa vittoria il Crotone si rilancia al terzo posto in classifica, insomma pochi punti dal Pordenone. Lo diceva anche Gabriele Martino poc'anzi, si può giocare benissimo il secondo posto. Certo. La formazione del presidente Brenna, che salutiamo, di Essorsino. Dicevamo, no, è partito forte. Ha avuto un momento di difficoltà, ha snellito quelle che erano le brutture dell'anno scorso, però il campionato stesso lo aveva relegato non sui vertici, sui piani del Benevento, però oggi sta risalendo. Questa vittoria è stata importante anche perché non è detto che il Crotone stava dimostrando di essere una grossa protagonista, era una squadra però ha vinto le ultime partite, era una squadra che così ancora sta subendo dei piccoli traumi e non è veramente, anche perché a me è dispiaciuto vedere lo spalto, gli spalti del Crotone è un po' depauperati di spettatori. È sempre una società che fa il massimo e spesso non ottiene il massimo, non riceve il massimo come contropartita. Oggi è rilanciato. È bastato che ha vinto qualche partita, si trova a ridosso, può aspirare al secondo posto, sicuramente il Benevento ha cacciato la freccia da più tempo, sì, ormai sì. E hanno le idee chiare, non parla nessuno di acquisti, di rifacimento della squadra, e questo me la dice lunga su quello che può essere gli interessi che hanno e gli obiettivi che sono prefissati. Ciò vuol dire che il Crotone ritengo che è in forte crescita. Io posso stare. C'è stata una dichiarazione del presidente Brenna che diceva sì, faremo qualcosa sul calciomercato invernale, ovviamente non dice a
i nomi perché per non avvantaggiare le dirette concorrenti, mi sembra anche giusto, no? Franco, non dà spazio a nessuno di pensare che il Crotone ha abdicato. Perché quando si parla di dover fare tante cose, anche se si è primi in classifica verso ai vertici della serie, e metti in allarme tutti quelli che ascoltano, invece il Crotone dice faremo qualche cosa perché siamo già quasi autosufficienti. Benissimo. E poi farà il massimo. Allora Giuseppe, la parola più brutta che io torno a ripetere, non sui bisogna siti più specializzati in rivoluzione. Ho capito, rivoluzione, del Cosenza, non del Crotone, Sì, del Cosenza, ma che cosa bisogna rivoluzionare in una squadra che fondamentalmente un suo asse importante ce l'ha? Come no? Bisogna potenziare questa squadra dove ci sono delle problematiche. Allora, la prima problematica sta nel discorso difensivo, perché questa è una squadra che è partita con il pareggio di Crotone e poi ha perso 2 volte in casa. Per perdere 2 partite consecutive in casa vuol dire che hai una cioè qualcosa di deficitario in difesa. Tra centrocampo e difesa. Tra centrocampo e difesa. Qualcuno non copre e non eri riuscito a metabolizzare la partenza di Dermacu e di Palmiero con le dovute sostituzioni. Questo lo sanno pure i muri. Lo sanno i muri questo. E questo ci può stare nelle prime partite, il ritiro fatto in ritardo, i giocatori che sono arrivati in ritardo e quant'altro. Ad oggi abbiamo individuato che, fermo restante che Schiavi, chi è? Non lo conosciamo. Non lo conosciamo, questa è un'altra situazione misteriosa. Non ha mai giocato, vorremmo chiedere a Braglia perché non ha giocato. Ci saranno dei problemi. Infortuni, ma io lo vedo sempre in panchina, ma mai un minuto però. Allora, alla luce di tutto questo vuol dire che bisogna intervenire in primis su un difensore centrale della squadra, o qualcuno che faccia parte dell'organizzazione difensiva. Per quanto riguarda il centrocampo, sicuramente bisognerà, alla luce della prestazione della squadra, apportare una miglioria dal punto di vista qualitativo del centrocampo. Abbiamo trovato questo grandissimo giocatore che è Rivière e io non ricordo veramente negli annali che abbiamo finito il girone d'andata con un giocatore che fosse già arrivato a 7 gol, addirittura compreso il traversa e qualche altra cosa poteva andare ancora oltre. Lo dobbiamo aiutare con un giocatore che sia già pronto, perché Litteri, per carità di Dio, è una brava persona ma non può essere più un calciatore da poter sfruttare nella ricerca di un campionato che ti può portare alla salvezza. Non ha segnato un gol da quando è a Cosenza. Al di là proprio del discorso numerico, ma non lo vedo reattivo. Non è un giocatore che in questo momento può essere utile alla causa del Cosenza, a meno che la Befana non lo trasformi in un calciatore da 10 gol nel girone di ritorno. Però bisogna essere oggettivamente capaci di poter capire quella che è la situazione. Quindi 3-4 giocatori per potenziare la squadra, non fare rivoluzioni. Rivoluzionare vuol dire fare quello che ha fatto il Padova l'anno scorso. E retrocedi. È indubbio, cioè quindi potenziare questa squadra, perché ha qualcosa di importante questa squadra. Ma anche quella volta perché è arrivato uno e ha detto me la vedo tutta io, mi pare, o no? Sì, o no? Sì, assolutamente. Me la faccio tutta io e poi si chiamava il compianto Mario Iacobucci. Giuseppe, ci sono stati pure schiaffi all'epoca, Sì, poi finì con qualche collega che prese anche qualche schiaffo, perché poi alla fine ricordiamo che in questo calderone c'è chi gioca sporco, perché poi alla fine si fa il gioco cattivo, quello da tastiera in questo momento, dove si va tutti contro tutti e chi dice una sua idea finisce per essere una persona che mira contro quello che è il discorso della società. Vabbè, ma questo mai però, al di là di tutto. No, ma per dirti, noi partiamo, Franco, da un grande patrimonio, che è quello della tifoseria, una tifoseria particolarmente intelligente, non possiamo riportarci a quello che è successo. Assolutamente, ma no, giusto perché era una riminiscenza di 25-30 anni fa. Di tanti anni fa. Adesso tu hai un pubblico che è di una grande maturità. Di una grande maturità. Poi quelli che sono i leoni di tastiera si racchiudono in questo nuovo fenomeno che è Facebook o gli altri social, però finisce là. Quando vengono chiamati in causa i tifosi sono praticamente molto equilibrati e sanno quello che è l'apporto che possono dare alla squadra. E a questi che noi dobbiamo rivolgerci. A loro l'invito ad essere veramente presenti, a pretendere però da tutti, da noi e da tutti quanti un grande equilibrio, perché le parole che ha detto prima Franco sono fondamentali. Un uomo di calcio che dice attenzione ragazzi, perché qui a livello nazionale probabilmente hanno capito che c'è un anello debole
da dover attaccare. È facile attaccare il Trapani, il Livorno che sono in caduta libera, però in mezzo ci sono quelle squadre che potrebbero avere delle problematiche. Allora se tu gli dici guardate che a Cosenza si vuole rivoluzionare, il messaggio che tu mandi è altamente negativo, vuol dire che hai dei grossi problemi e nessuno ti darà una mano sul calciomercato se ti possono buttare giù. Ammazza. Ok. Ma io parto dal Crotone. Perché parto dal Crotone. Anche perché è il prossimo avversario del Cosenza alla ripresa. Per un motivo. Lo vogliamo ricordare che si giocherà il 20. Parto dal Crotone perché io, se fossi stato presidente, avrei preso esempio dal Crotone. L'anno scorso il Crotone stava scendendo, Franco. Si è salvato nelle ultime 3 partite. Ha rivoluzionato la squadra nel momento giusto. Io sono d'accordo che non bisogna rivoluzionare assolutamente nulla. Oggi si trova terzo in classifica con 3 punti dal Pordenone, che secondo me il Pordenone prima o poi non credo che sia una squadra che sia stata fatta per andare in Serie B. Io sono convinto che il Crotone, come ho sempre detto, va in Serie B, in Serie A. Siamo a 3 punti dal Pordenone, perché ha avuto un momento di difficoltà, ha perso 3 o 4 partite, si è messo in gareggiate, ne ha vinti 2 di seguito e si è messa lì, al terzo posto, playoff, possibilmente fra 2 o 3 domeniche la vedremo al secondo posto. Questo esempio del Crotone, di una squadra calabrese, perché c'è? Perché c'è una società che ha un obiettivo preciso, quello di fare calcio, e di fare calcio non facendo come fanno alcune squadre che un anno scende. Il Crotone ha speso i soldi quest'anno, ha investito sull'esperienza negativa e oggi si trova il Cosenza purtroppo ha ripercorso gli stessi errori che ha fatto 2, 3, 4 anni fa. È vero che Guarascio ci ha portato in Serie B, ci ha dato tanto, è un bravo presidente. Io non ho nulla contro il presidente perché gli riconosco tanti, però onestamente sugli errori di 2 anni fa c'è stato l'errore anche di quest'anno, dell'anno scorso. Io non l'avrei fatto, avrei fatto una squadra con l'obiettivo di fare un cammino tranquillo, perché non si può pensare di andare in Serie A perché probabilmente non c'è la possibilità, ma l'avrei fatto un cammino tranquillo, avrei costruito per fare un cammino tranquillo. Invece siamo oggi retrocessi, oggi, poi a fine sicuramente ci salveremo, ma per salvarci, caro Franco, sul mercato bisogna comprare giocatori importanti e Braglia deve assumersi la responsabilità di comprare giocatori. Deve dire Braglia quali giocatori vuole, perché Braglia è l'unico elemento che oggi ci può dare la salvezza, tutto il resto è noia, Franco, senti a me. Franco, io allora introdurrei, mancano pochi minuti, ci sono 3 settimane non da raccontare, o meglio da raccontare ma di pausa per quanto riguarda il campionato di Serie B. Poi alla ripresa il Cosenza giocherà al San Vito esattamente nel posticipo di lunedì 20 contro il Crotone alle ore 21. Io vado a leggervi il prossimo turno per intero, ripeto, si giocherà da qui a 3 settimane: Benevento Pisa, Chievo Perugia, Cosenza Crotone, Cremonese Venezia, Frosinone Pordenone, Juve Stabia Empoli, Livorno Virtus Entella, Pescara Salernitana, Spezia Cittadella ed infine Trapani Ascoli. Allora, come dicevo prima, Cosenza Crotone si giocherà in posticipo lunedì 20 gennaio al Marullo alle ore 21. Franco, Giuseppe, vuoi iniziare tu o faccio cominciare a Franco Gagliardi? Al volo posso cominciare. Benissimo. Allora, in base a questa classifica e al prossimo turno, siccome giochiamo di lunedì, sapremo già l'obiettivo che dovremo raggiungere, perché probabilmente sapremo già e sicuramente sapremo già la classifica alla luce dei risultati domenicali. Siccome ci sono scontri diretti che sono evidentemente vogliamo evidenziare questi scontri. Cremonese e Venezia, non ci sono 6 punti. Baroni è sulla gara piccola, Secondo me già salta in questa settimana. Cremonese e Venezia ci sono 3 punti, non 6 punti in palio. Juve Stabia Empoli. Qualcuno perderà Juve Stabia Empoli. Ricordatevi, ti do un'anticipazione, guarda che l'Empoli fa uno scambio con la SPAL e arriverà un giocatore importante adesso con la maglia dell'Empoli, no? Il calciatore che l'anno scorso ha fatto le fortune del Cittadella e andrà via Mancuso, quindi con questa operazione di mercato l'Empoli sarà una delle squadre che ripartirà alla grande per il girone di ritorno. La Juve Stabia non è detto che vinca questa partita. Il Livorno Virtus Entella, ma vuoi che non ci sia un risultato strano anche qui? Quindi il Cosenza, che gioca poi contro il Crotone, deve arrivarci nella migliore condizione psicofisica per poter affrontare questa partita. Allora, diamo a Braglia quello che è
l'opportunità di lavorare subito con la squadra in questi 20 giorni. Non dobbiamo arrivare al calciomercato fatto il 19 con la squadra in campo giorno 20. Dobbiamo fare questo sforzo, cercare di almeno dare un paio di elementi giusti a Braglia per cominciare a lavorare. Benissimo. Perché è di fondamentale importanza. Allora, Franco Gagliardi. Vado a fare una cosa. No, guarda che hai avuto un sacco di tifosi che stanno scrivendo, quello che ti ripeto. L'ho sentito da dentro è in funzione della mia esperienza, no? E mi sono accaldato. L'hai proprio dettato dal cuore? L'ho dettata così perché vedo fantasmi lì dove probabilmente nessuno riesce a vedere. Franco, però io ti devo dire una cosa, che i giornali sportivi nazionali, lo diceva Giuseppe poc'anzi, e telecamere spente, quest'estate, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tutto Sport, davano come ultima griglia, ma non da retrocessione, ultima griglia, ma siamo là, Livorno, Trapani, Cosenza e Juve Stabia. E mi pare che, guarda caso, che alla fine del giorno di andata la domenica che è passata è stata determinante. I numeri sono quelli, Franco. È stata determinante. Livorno 12, Trapani 15, Cosenza 20, poi la Cremonese che, come diceva Giuseppe Milicchi, è la delusione del campionato, avendo speso un mare di milioni di euro, e purtroppo pur avendo giocatori tipo Giovani Ceravo non riesce a segnare. E chissà che succederà, probabilmente lì bisogna puntare proprio sulla Cremonese. Capito? Ma anche sul Venezia, perché ieri è uscito questo risultato strano, 8 in crisi. Ma Venezia è sotto l'acqua, tu lo sai, perché è sotto acqua, però sotto acqua e sotto Matafara si lavora sempre. Per affogare uno si attacca a tutti gli appigli possibili. Sono stati fortunati perché lì lo spogliatoio ti tira via Oddo. E allora bisogna stare attenti. E io ti dico anche un'altra cosa, però per stare attenti non è che bisogna per forza guardare a quello che farà il mercato, tanto io non voglio contraddire ad Aldo, perché Aldo molte volte può sembrare estremo, ma dice delle cose su cui dice delle verità importanti. Dice, perché lui è un passionato, è un tifoso da vecchia data, e la dice spesso da tifoso, e fa bene perché il tifoso va rispettato. Ma io dico un'altra cosa, io la vedo in maniera diversa, da un tifoso più inserito o almeno ex inserito nell'ambito professionale, no? E dico, ma il Cosenza perché si preoccupa solamente di quello? Ma tu lo sai che a Cosenza oggi c'è uno scienziato neurologico, neurochirurgico, che viene da Miami Beach, è venuto sul campo del Rende a fare esperimenti con delle situazioni parecchio attaccate alla testa di bambini. I suoi amici, lo leggo perché non vorrei sbagliare, si chiama questo Coscarella Ernesto. Uno scienziato che viene da Miami e sta passando dopo essere stato insieme a Raiola, Pogba, Ibrahimovic, Pirlo, dove eventualmente sta lavorando sulla compressione delle ossa e i legamenti che possono fare su strutture come il midollo spinale, i nervi spinali. Tanto tutto molto collegato alla crescita del miglior talento e alla definizione del talento, e questo si chiama Coscarelli Ernesto. Io l'ho avuto perché è venuto sui nostri campi, dico la verità. Allora che cosa manca adesso? Ci stiamo troppo attaccati a sull'attualità, invece questo sta venendo a parlare, si è messo a disposizione, è venuto con macchinari strani. Io mi sono imbriacato, ho avuto grande piacere, mi sono ubriacato, ho avuto molto piacere, perché molte cose che lui ha detto, lei mi serve come cavia, perché come cavia io sto notando che ha delle nozioni che le vengono dall'esperienza, e io le devo riportare qui in macchina a papà, affinché il ragazzo talentuoso incominci a muovere i piedi nella maniera giusta. E a Cosenza che facciamo? C'è uno scienziato di Chiesa, lascia stare, si chiama Coscarelli ed è sicuramente parente del mio presidente, però questo passa inosservato, questo se ne sta curraio. Guarda, qui Ibrahimovic è venuto dal Milan, è venuto dall'Inter, è venuto dalla Juventus, sta chiedendo alla Juventus, su chiamano, e noi l'abbiamo qui e noi riuniamo tutti i nostri allenatori, Braglia, Gagliardi, Machini, Sossò, i piccoli, a fargli fare una storia per poter vedere come poter crescere qua qualche cosa. Ed è questo il mio dramma, non vedere un cosentino che cresce da cosentino nell'ambito nostro, di questa nostra grande città, e diventa un campione del mondo. Non si individuano più, ma ce l'ha stati cifricato tutti. Va bene, Franco. E me ne sono andato a scalzati nella neve. Benissimo. Lo dovevo dire, che me ne frega mia tu mercato. Cresciamo e facciamo crescere i nostri e portarli lì a dove, perché c'è un scienziato intorno e non lo sappiamo. Segreto, è uno scienziato per la televisione. Ma ho capito perfettamente. La stessa cosa qui.
e noi andiamo a guardare a destra, che a me viene a quello che non sappiamo se è lui che fa il mercato oppure è quell'altro che si aggrega e chi non sa sa di cacciò a divina, ma state fischiando, voglio! Ok, Franco! No, hai detto tutto, basta che non straforo, dice lei, mi chiedo scusa, però io Franco, dico forza Cosenza, forza Red, unitevi! Ho visto che sei andato fuori le righe oggi, sei andato fuori le righe, caro Per completezza di informazione, il giocatore che si trasferirà è Moncini. Che quello che dicevi prima tu. Sì. Vabbè, Franco lo facciamo calmare perché in effetti insomma è passionale anche per lui. Sì, però modo costruttivo, speriamo di questo mio sfogo è costruttivo. Ne abbiamo avuto di peggio, io ho avuto a Genole Maurizi in quel famoso Ischia Cosenza, quindi come no. siamo in grande tranquillità con però non mi aspettavo da Franco Gagliardi. Sì, ma Franco è passionale, però ha detto delle cose vere. Noi i talenti nostri cosentini purtroppo non li abbiamo mai utilizzati, anzi li ha utilizzati, qualche presidente ha avuto il piacere di utilizzarli e i risultati si sono visti. Purtroppo qualche cosa di importante, non perché Franco è qui, ma come Franco ce ne sono tanti altri di Cosenza, non vengono utilizzati. Preferiamo quelli che vengono da fuori, perché pensano, io penso che i migliori talenti li abbiamo noi, pensano che quelli che sono migliori dei nostri. Non è così, Franco, i talenti nostri ci sono e dovrebbero essere valorizzati, perché fuori i nostri hanno sempre dimostrato di essere bravi. Qui a Cosenza purtroppo non vengono, non ho capito perché, forse perché vengono pagati poco e quelli di fuori vengono pagati di più. Ma signori, ma di che cosa stiamo parlando? Avevamo introdotto il prossimo turno che, ripeto, l'abbiamo letto, Giuseppe, per informativa anche ai nostri telespettatori. Il campionato si fermerà per 3 settimane, il Cosenza riprenderà giorno 8, come ha detto Mister Baglia, arriveranno qui il 7 i calciatori, speriamo vecchi e nuovi, e giorno 8 riprenderanno gli allenamenti e poi giorno 20 ci sarà la ripresa del campionato e, lo ripeto ancora una volta, ci sarà questo derby contro il Crotone che si giocherà al San Vito Marulla lunedì in posticipo alle ore 21. Giuseppe, cosa mi vuoi dire di questo derby? Come ci arrivano le due squadre? Mi dicono che siamo 30 secondi, siamo in chiusura. L'unica speranza è quella di avere un buon calciomercato, un mercato tranquillo, con compiti definiti, 15.000 spettatori per assistere a Cosenza Crotone e ci divertiamo tutti insieme. Grazie Giuseppe Minicchio, grazie al nostro... Devo chiedere scusa, ma io ho fatto a fin di bene quello che ho detto e spero di essere stato, come si dice, foriero di notizie buone per quelle che dovranno venire nel 2020. Grazie ad Aldo Cennamo, nostro compagno di viaggio e d'avventura, e noi ci rivedremo sicuramente la prossima settimana. Auguri a tutti naturalmente di buona fine e buon inizio. Da parte di Franco Saghetta è tutto, arrivederci.